Paola Petrazzo del fronte friulano. Parliamo di vaccinazioni. Dopo quello che è successo in Emilia Romagna, anche il Friuli Venezia Giulia è pronta, no? Sì, si sta muovendo anche il Friuli Venezia Giulia, ma si sta muovendo anche tutto un gruppo critico riguardo a questi provvedimenti che sono presi proprio in queste ore. Si parla di ieri dell'Emilia Romagna. Perché ci si sta muovendo? Perché la disinformazione è tanta, poche idee ben confuse, si direbbe in questo caso. È una mamma e dunque questo esatto. può raccontare in presa diretta. Sì, assolutamente. Intanto far chiarezza su una cosa: i vaccini obbligatori in questo momento in Italia sono 4. Non tutto il calderone che sembra, ma sono per la poliomelite, difterite, tetano ed epatite B. Ci sono delle criticità già in questo, quando ci obbligano a vaccinare un bambino di 60 giorni, perché la prima dose di vaccino viene fatta a 60 giorni di vita. Allora, parliamo della poliomelite. L'Europa è polio free dal 2002. Quindi o ci viene nascosto qualche dato, oppure lo scopo di vaccinare per la poliomelite a 2 mesi non lo comprendiamo. Difterite, un altro tasto dolente, non siamo ancora liberi dalla difterite in Europa, gli ultimi 2 casi sono della Spagna di pochi anni fa, ma i decessi sono avvenuti per quella che chiameremo mala sanità. Ovvero esiste un siero che si può iniettare nel caso di una malattia come la difterite, ma il siero non è più disponibile in Europa. Non è più disponibile il siero, ma non è disponibile neanche il vaccino singolo. Quindi in caso di epidemia ci devono spiegare questi signori cosa intendono fare. Il tetano. Il tetano credo che tutti sappiano come si contrae, con ferite infette. Mi spieghino a 2 mesi di vita o comunque all'età del nido, quindi dai 4 mesi circa, come un bambino può infettarsi. Vale la stessa cosa per l'epatite. In un bambino nato da madre sana è un pericolo che non si corre. Hanno più volte in questi giorni, anche sui social network, parlato degli antivaccinisti in generale, dipingendo persone per lo più ignoranti o comunque con credenze strane. Io direi che la questione è informarsi. Non è no ai vaccini tout court, così per presa di posizione, ma è tuteliamo i bambini, prendiamo dei provvedimenti, facciamo degli esami, accertiamoci delle condizioni di questi bambini prima di vaccinarli. In tutto questo la cosa grave, secondo me e secondo anche tutta una serie di mamme che si sta riunendo in questo momento, grazie a Dio, è che non si parla dei danneggiati da vaccino. Oppure quando viene detto passa il problema, no? Esatto, no, ma dicono addirittura che i danneggiati non esistono. Ancora 20 secondi. Perfetto, legge 210 del 92, tutela i danneggiati da vaccino. Mi spieghino perché non esistono secondo loro quando c'è una legge dello Stato che li tutela. E con questo io le lancio il sasso per ritornare magari la prossima volta a concludere quello che dovevamo finire. Per questione di tempo chiudiamo qui la pagina informativa. Io ringrazio sempre Paola Petrazzo.